Era il novembre scorso, un autista della MOM in centro a Treviso veniva aggredito e costretto a scendere dal mezzo. A Conegliano un altro autista si arrese a una banda di bulli e così Vittorio Veneto corre ai ripari e sul pullman decide di far salire la polizia municipale. Aggiungo anche che abbiamo istituito non solo le pattuglie a piedi nei quartieri, ma anche sugli autobus cittadini. Una misura di prevenzione, spiega il vice sindaco, considerata l'estensione del territorio servito dai mezzi pubblici. Abbiamo un servizio urbano molto esteso, è il secondo per estensione dopo il comune capoluogo, dopo Treviso, e è un servizio che riesce a trasportare fino a 1 milione di passeggeri all'anno. Ma per una pattuglia che sale in autobus ce n'è un'altra che scende dall'auto di servizio. I vigili ora a Vittorio Veneto vanno anche di ronda. I vigili saranno le pattuglie se sa che serve. Ho sentito sì che ci sono furti che entrano nelle abitazioni di notte anche mentre la gente sta dormendo, è una situazione un po' difficile. Danno non solo una sensazione di sicurezza in più ai cittadini, ma sono un effettivo presidio del territorio. A seguito di un'escalation di furti e del crescente bisogno di sicurezza dei cittadini, l'amministrazione ha deciso di estendere i servizi di pattugliamento del territorio. Meta dei ladri ultimamente è stata soprattutto San Giacomo di Veglia. Che ne è sempre, ogni giorno, ogni notte, sempre continuo. Aspettano che la persona anziana esce da casa e sono più che altro la mattina presto. Sono tanti perché non c'è nessun servizio che venga, nessuno che passa, specialmente che nel villaggio di notte non è mai nessuno che passa.